Qui a Treviso all'Innovation Days, a questo appuntamento, a questi 5 giorni, si è discussa dell'idea di innovazione per questo territorio, la sua declinazione, la sua importanza, e credo che sia stato un appuntamento molto vissuto, molto partecipato, proprio perché abbiamo bisogno di raccontare questa idea di cambiamento, di questo processo attraverso questo tema dell'innovazione. Oggi l'innovazione è diventata pervasiva, importante, all'inizio, alle porte della quarta rivoluzione industriale, che sta a significare un cambiamento totale, epocale, veloce, che riguarderà tutte le nostre imprese. Parlarne è indispensabile, agire sicuramente di più. È un territorio molto reattivo, io sono positivo e penso che ci potrebbe essere uno spazio importante per un Veneto che vuole saper cogliere questa idea di futuro. Molti gli attori che hanno partecipato a questi appuntamenti, cercando di uscire dall'idea del campanilismo e del protagonismo dei singoli e capire se esiste un ecosistema funzionale e funzionante. E credo che sia una sfida importante e che sia stato già definito nella discussione, che ho trovato tutti d'accordo, che il territorio cresce se cresciamo insieme. Le imprese da sole non possono consentire la propria evoluzione se non c'è un mondo accademico e l'espressione dei talenti che funzioni, quindi il mondo della formazione che serve per la crescita e che restituisce una grande idea di benessere sociale.